In questo video ti voglio spiegare come puoi stimolare il tuo nervo vago per abbassare l'ansia, aumentare la circolazione sanguigna, aumentare quindi il senso di relax nel tuo corpo. Lo faremo attraverso uno dei metodi più facili e più efficaci che puoi usare, non ti servirà nessuno strumento e ti farò vedere come in pochi minuti il tuo corpo sarà completamente rilassato. Prima di tutto il nervo vago si chiama vago perché parte e vaga veramente in varie parti del tuo corpo. Le principali, perché sembra che sia solo un nervo, ma è un nervo che si ramifica in tantissimi posti, tra cui i polmoni, il cuore, il fegato, lo stomaco, l'intestino. Quindi capisci che è molto importante, se stimolato, la sua funzione principalmente è quella di regolare il sistema nervoso parasimpatico. Esistono principali due sistemi nervosi, parasimpatico e simpatico. Un metodo per capirlo è che parasimpatico inizia con la P di peace, pace, e simpatico inizia con la S di stress. Quindi il parasimpatico, quando azionato dal nostro cervello, perché è comunque un nervo craniale, uno dei 10 nervi craniali che partono appunto dal cervello, quando azionato, quando stimolato, lo si può fare a comando, ti farò vedere in questo video, va a rilassare tutto il corpo. In uno degli ultimi studi, diversi studi fanno vedere come la stimolazione del nervo vago attraverso in particolare la vibrazione, perché ci sono due metodi principali che insegno, quello attraverso gli occhi, che non ti faccio vedere in questo video, te lo metto in descrizione o qui sopra per andarlo a vedere, che è molto efficace anche questo, però questa volta te lo faccio vedere come stimolarlo attraverso la vibrazione e in particolare il suono home o woo. Potrebbero essere due i suoni, okay? La vibrazione woo. Lo faremo assieme, non ti preoccupare se non hai capito ancora. Cosa fa questa stimolazione? Questa stimolazione, il nervo parte molto vicino alla parte della gola e dell'orecchio, ok? Proprio all'interno. Questa vibrazione fa sì che rilasci il corpo un gas particolare che si chiama protossido di azoto. Non è altro che un gas dove c'è la combinazione di ossigeno e azoto. Questi studi hanno fatto vedere che questo rilascio di azoto e di ossigeno aumenta la circolazione sanguigna, quindi è un vasodilatatore questo gas, e in più quindi aumenta il rilassamento, è anche precursore, quindi è un precursore dei neurotrasmettitori del nostro corpo. Non voglio fartela troppo complicata. Quindi aumenti il rilassamento e ovviamente diminuisce l'ansia. Se tutto questo lo puoi fare attraverso semplicemente una pratica che usa il suono della tua voce. È incredibile, giusto? Quando l'ho imparato, lo facevamo spesso alle prime lezioni di yoga, quando ho iniziato a fare yoga, è una cosa che si fa da migliaia di anni. Dopo la pratica si chiude attraverso questo suono. Se vuoi lo facciamo assieme, così ti faccio vedere direttamente come puoi rilassare il tuo corpo senza neanche muoverti, semplicemente dicendo questo suono. In questo caso proviamo con la B, finisce con la O. Ok? Lo faremo per 20-30 secondi. Ok? Prima di tutto, da 0 a 10, vedi come il tuo corpo in questo caso è stressato, in tensione, 0 niente tensione, 10 molta tensione o ansia, ok? In questo caso io sono abbastanza rilassato, ma sono sicuro che dopo questi 3 cicli sarò ancora più rilassato. Lo facciamo assieme e continua con il suono per quanto ti permette il tuo respiro. Quindi facciamo un'ispirazione dal naso e andiamo a dire il suono è l'ultima volta. Ispirazione dal naso. Ok, adesso sentirai la differenza tra prima e dopo. Dovrai sentire una certa vibrazione a livello dello stomaco, ovviamente non solo della gola.
noterai un senso di rilassatezza, almeno per me così è stato. Se questa pratica ti sta aiutando, ti invito a farla 2-3 minuti ogni giorno, quando ti senti magari stressato, o prima di un evento particolare, magari di public speaking, un esame, o dopo lavoro, o prima di andare a dormire. Questo è uno dei metodi che uso per stimolare il nervo vago. Ovviamente c'è anche quello degli occhi, ti metterò il link in descrizione, vedendo quali dei due ti trovi meglio, combinarli non fa male. Se ti è piaciuto questo video scrivimi nei commenti, se ne vuoi vedere altri, se ti è piaciuto questo modo di spiegare con la lavagna fammi sapere. Per adesso è tutto, prima di andare via voglio invitarti a guardare il mio sito web venezianotherapy.com, dove troverai un mio videocorso, si chiama Neurobalance, dove metto tutte queste pratiche all'interno di un corso unico che serve appunto per abbassare l'ansia e riequilibrare il tuo sistema nervoso, non solo parlando di pratiche come questa, ma anche di psicologia applicata, di neuroscienze del dolore, insomma tutto in un insieme in un corso solo. Per adesso è tutto, ti lascio guardare il video della stimolazione degli occhi, del nervo vago attraverso gli occhi, ok? Ci vediamo alla prossima!